pizza di Pasqua al formaggio. Io la vedo come un casatiello salato. Cioè, ma è morbidissimo. Non è morbido, è morbidissimo. Cotto. Io ne ho fatti 3 piccoli. Eccoli qua, questi altri 2 stanno a raffreddare, oppure ne potete fare uno grande. Io li ho fatti piccoli, questi qua li potete tagliare e farcire come volete a Pasqua, fare un aperitivo o un antipasto sfizioso, ognuno farcito in un modo diverso, per non fare uno grande e poi dividerlo, ne fate 3 piccolini, 2, e sono da... cioè, guardate qua, troppo saporito. O lo tagliate a fette e lo mangiate così. C'è anche chi all'interno aggiunge altro formaggio a pezzi, e io ho preferito farlo così, no, perché non a tutti piace a casa, quindi noi li andiamo a preparare. Andiamo. Ci prepariamo la farina. Io ho messo metà farina 00 e metà farina Manitoba, latte tiepido, un po' di lievito di birra, 2 uova, aggiungo 2 cucchiaini di zucchero. Le dosi precise le trovate in descrizione, ci sono tutte, basta cliccare giù sopra ed escono tutti gli ingredienti. Aggiungo l'olio di oliva, ho aggiunto il formaggio grattugiato, sia pecorino che parmigiano, o mettete solo parmigiano, quello che preferite. Le ricette possono essere modificate a gusto personale, non deve essere originale la ricetta, deve essere originale per casa vostra. Aggiungo il sale, e aggiungo la farina. Ecco qua, a questo punto ce lo dobbiamo lavorare un po' con le mani. Se non volete impastare a mano, potete impastare anche in planetario. È bello morbido. Questo qua io ci ho messo un po' di olio, lo mettiamo qua, io copro con pellicola 2 ore e mezza. Poi, come vi dico sempre, per la lievitazione cambierà. C'ho il capello sconvolto. Questo qua ne potete fare uno grande, io ne faccio 3 da 14, non vi dico subito, preciso 14. Ho fatto dei panetti, sono 3 quasi da 400 più o meno. Ho imburrato con la sugna, ma voi potete imburrare come preferite. Voilà. Eccolo qua. Oggi c'è un vento qua. Ma questa primavera non l'ho capita quest'anno. Comunque. Eccoli qua, io copro e faccio lievitare di nuovo. Se ne volete fare uno, dovete prendere uno stampo da 24, 26, poi vi verrà più alto, più basso, è uguale.
Eccoli pronti dopo un'oretta. Accendiamo il forno 180 gradi statico ed in forno 35-40 minuti e sono pronti. Fate sempre la prova a stecchetto.